Ora racconto una barzelletta. Il presente qui meridionale che viene su qua in Veneto e chi parla praticamente è lieto veneto, impara a parlare lieto veneto, ma ha sempre questo accento meridionale che quindi fa un ibrido che è anche simpatico, bello, fa ridere sentire. E ce n'è tanti, ce n'è parecchi che si così. Racconto una barzelletta. Questa è una signora che va dal dottore e che fa al dottore: buongiorno dottore, ha come Mario che ha la febbre. Il dottore che fa: quanto ha il signore di febbre? E che ha 37,2. Vabbè signora, non è febbre 37,2, è un po' che alterazione, che raga un'aspirina, domani casomai mi fa sapere se è tutto a posto, o se no vieni qua da nuovo. Va bene dottore, grazie. Sera che dà l'aspirina, mattina dopo torna dal dottore. E ora, che fa il dottore? Ma... dottore, guarda che mio Mario che sente sua febbre, che sente a 40. Madonna, il dottore fa 40 e febbre, adesso sia se è febbre. E la fa una roba signora, stasera che dà una tachipirina più una supposta e in più che dà che fa una scodella di latte con la graspa dentro che ora fermenta, che fa fare una bella suada e ora la vedrà che dopo che passa tutto con una bella suada, butta fuori tutto, è a posto, non roio. Ora fa così. Mattina dopo si è ricata da nuovo e già che a piangi in sala d'aspetto. Ora il dottore a vede, diciamo, signora, venga, mi dica che problemi che sei. No, ma non vorrei passare davanti alla gente, non è corretto che altre persone prima di me, aspetta il mio turno. No, signora, già devo piangere, venga qua, mi dica, non sta a preoccuparsi. E ora va dentro e che fa? Praticamente stamattina mio marito gli era freddo, ma proprio freddo già sa, e l'è morto. E il dottore che fa? Porca boia, ma ha fatto come che ho detto mi? Eh sì, gli ho dato il latte con la graspa appunto per fare una suada, che stanotte, ma stamattina gli era freddo, è morto. Il dottore fa: ma guarda sti teroni, gli è più caro morire piuttosto che fare una suada.